Dai, uno! Buona, dai, dai! Vada, 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 vada! Dai, 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 cattive, dai! Oh, magico questo braccio qua! Dai, dai, dai! Oh, qua! Andiamo con Giulia! Oh! Dai, 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 dai Giulia, dai Giulia! Dai, dai! Uno! Largala, largala, largala!
Finalmente è arrivata. Buoni spunti l'avevamo visti già contro la Coccinella, che qualcosa si stava cominciando a vedere. Martedì scorso, nei 18 minuti prima dell'interruzione per la bomba d'acqua, anche lì avevamo visto la squadra in crescendo, quindi sapevamo che oggi sarebbero potuti arrivare i primi 3 punti se appunto avremmo continuato questo percorso. Devo dire che anche se molto sofferta, però la squadra è in crescita. E guarda, noi eravamo partiti in un modo, abbiamo cambiato perché, ripeto, è una squadra nuova e quindi dobbiamo un po' adattare, dobbiamo adattare il gioco alle giocatrici che abbiamo. E guarda, forse oggi sotto il piano del gioco la peggior partita, però quello che si è visto è stata invece la concentrazione dall'inizio all'ultimo, e veramente c'è la fame di vittoria, che ovviamente è arrivata alla quinta giornata, e quindi le ragazze non ne potevano più proprio. Adesso martedì abbiamo appunto il recupero di Coppa, ripartiamo dal 18° minuto, e lì dobbiamo dare appunto costanza al lavoro e vedere appunto di mantenere questa concentrazione dal primo all'ultimo minuto, come appunto si è visto oggi.